C'era una volta un orso che viveva vicino a un paesino di montagna chiamato Cimolais. L'orso si chiamava Bruno. Ogni tanto doveva allontanarsi dalla sua tana per cercare cibo e risorse per sopravvivere. Una notte si avvicinò molto al paese per trovare qualcosa da mangiare. Le vie erano silenziose, illuminate solo dalla luna che faceva brillare i campanili della chiesa. Mentre camminava tra i prati vicino al torrente di Maliana, Bruno incontrò un ognomo con un cappello a punta rosso. L'ognomo gli disse: Se vuoi trovare del cibo per tutto l'inverno, devi andare in 3 posti che ti dirò. Bruno, affamato e curioso, decise di ascoltarlo. Il primo posto era il parco faunistico di Piampinedo, dove avrebbe trovato delle casse con un po' di cibo. Bruno partì subito, ma quando arrivò vicino al parco trovò un branco di lupi che gli sbarrava il passaggio. Non puoi entrare, ringhiarono. Bruno allora propose: Se mi lasciate passare, vi porterò del cibo. I lupi accettarono e lo fecero entrare. Bruno trovò una casa con frutta e miele, un bello spuntino. Ne lasciò un po' ai lupi e tornò dall'ognomo. L'ognomo gli disse che il secondo posto era il campanile di Valmontanaia, una roccia altissima che sembra un campanile. Bruno pensò che fosse molto lontano, ma per il cibo era disposto a tutto. Partì e camminò a lungo. Quando era quasi arrivato, la nebbia scese e non vedeva più il sentiero. All'improvviso vide un camoscio e gli chiese: Puoi portarmi al campanile? Il camoscio gli rispose di sì, ma a una condizione: prometti di non cacciarmi mai. Bruno accettò e insieme raggiunsero il campanile. Lì trovò un sacco di carne secca, ringraziò il camoscio e tornò dall'ognomo. Questa volta Bruno gli chiese: Come ti chiami? L'ognomo sorrise: Tutti mi chiamano il signore della foresta. Poi disse l'ultimo posto: Casera Bregolina Grande, dall'altra parte della valle. Bruno iniziò il viaggio. Quando era vicino alla casera, vide un gruppo di escursionisti. Pensò che non ce l'avrebbe fatta, ma poi scoprì un piccolo passaggio dietro la casa, dove si vedeva un sacco pieno di carne. Si infilò piano piano e riuscì a prenderlo senza farsi vedere. Corse via e tornò dall'ognomo. L'ognomo gli disse: Il bottino che hai preso ti basterà per tutto l'inverno. Bruno salutò il saggio gnomo e tornò alla sua tana, felice e stanco. Da quel giorno, ogni volta che passava vicino al torrente, pensava allo gnomo e alla sua promessa di rispettare la foresta.